Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal dottor Gioacchino Cimino, nell'ambito del service distrettuale Miti e Tradizioni Popolari, Conoscenze e Opportunità, ha celebrato ieri la festa dei nonni recandosi nel pomeriggio presso la casa di riposo Colleverde di Agrigento per trascorrere con i cari ospiti una giornata di vera allegria, spensieratezza, stando vicino a chi ne ha bisogno. All'evento ha partecipato anche il presidente della zona 26 Giuseppe Caramazza. I soci del Club Lions Agrigento Valle dei Templi hanno preparato a mano e cucinato insieme alle nonnine cuoche la pasta fresca, come da antiche tradizioni. Al termine si è cenati tutti insieme con l'allegria del cantastorie Nino Seviroli, che ha intrattenuto tutti con le sue storie e le musiche delle tradizioni siciliane. Un ringraziamento va al service Pasta Fresca Sant'Anna di Agrigento, che ha generosamente fornito la pasta, il bar Manhattan di Real Monte e i gelati offerti al panificio Elena Bonfiglio, e ha omaggiato le nonne cuoche dei creme brulee di cucina e la tipografia Maira. È stato un vero momento di grande solidarietà, di allegria e di gioiosa festa che ha consentito ai soci del Club Agrigento Valle dei Templi di vivere appieno il vero servizio lionistico. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto, o forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici sono rimasti tutti via. E gli altri partiranno dopo me. Peccato che sia dato e non il loro compagnia. C'è tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà nella mia vita, chi lo sa. Dove monto la chitarra, senza domani si vedrà, che la vita del paese troverà. Che stato sulla bocca, che sfumo prima del mio primo amore, l'appuntamento non lo so. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto, o forse niente, domani si vedrà e sarà, sarà perché sarà. Bravissimi!